La pettola da pastiera, a voi come va bene, con questa pasta frolla senza burro, perché in tanti mi avete scritto senza burro e io vi ho accontentato, tutto senza tempo di riposo, quindi a capacit da qui la potete usare, ci potete fare la pastiera, una pizza rustica, il biscotto, potete fare quello che volete voi, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Vi ho fatto vedere i bicchieri per rendervi la cosa più facile. Sono 4 bicchieri di farina 00, un bicchiere di zucchero, un bicchiere di olio di semi, 4 uova, bustina di lievito pane angeli, il bicchiere di zucchero che vi avevo detto e il bicchiere di olio. Iniziamo a impastare, lo vedete? Così, poi man mano prenderà corpo, lavoratela tanto. Ecco qua, vedete? Guardate, è morbidissima, guardate, morbida. Adesso vi aiutate con un cucchiaio di farina, ecco qua, e ci fate l'ultimo passaggio, poi vi faccio vedere. Il primo cucchiaio di farina che vi ho fatto vedere lo dovete incorporare per ultimo, sempre impastando, non vi stancate, facete i muscoli. Guardate qui che morbidezza. Questo impasto, se volete, ci potete aggiungere la buccia di limone, la buccia d'arancia, come preferite, un po' di gocce di cioccolato magari per fare un biscotto. Io l'ho fatta al naturale, senza aggiunta di profumi, perché mi serve per la pastiera. Però chissà, può darsi pure che dopo mi faccio una pizza rustica. Se la volete conservare, un cucchiaio di farina, bustina quella a gelo, ecco qua, e la sbacchettiate un poco, ecco, sta frolla senza burro è pronta, la potete utilizzare subito oppure tenerla in frigorifero nelle 24 ore, magari conservarla nel freezer per una settimana, 2 settimane al massimo, quindi a giusto per Pasqua, e cacciarla dal freezer 24 ore prima a temperatura ambiente. Fate questa pasta frolla senza burro, scrivete a me nei commenti e fatemi sapere come è venuto. Un bacio e buona giornata a tutti quanti.